Cari telespettatori, con noi Ugo Aggiollo, segretario SPCGIL del Veneto. Parliamo di difficoltà ad approcciare a tantissimi servizi per quel che riguarda le persone anziane quando questi servizi, l'avvicinamento avviene con metodo digitale e quindi ingiustizie digitali. Sono tante, vero? Sono tante le ingiustizie digitali e stanno emergendo sempre di più. Io parto naturalmente da un'affermazione: il digitale è un'opportunità. Però questa opportunità deve essere accompagnata. Oggi invece la pubblica amministrazione, ma non solo la pubblica amministrazione, sta andando sempre di più sulle prenotazioni, sul digitale per tutte le questioni, e le persone come me, più anziane di me, che non sono nativi digitali, sono cosiddetti migranti digitali, cioè l'hanno imparato nel corso della vita, spesso e volentieri, ce lo dice l'Istat, o non hanno confidenza con questi strumenti o addirittura non hanno gli strumenti per affrontare questi temi. Cioè non hanno il PC, non hanno lo smartphone, sì, non riescono ad approcciare, ma non hanno neanche magari la disponibilità economica per avere un abbonamento internet. Assolutamente sì, c'è questo tema di carattere economico. Abbiamo 6 milioni di poveri in Italia, ma abbiamo anche una povertà proprio dal punto di vista dell'educazione digitale e dell'alfabetizzazione digitale. Allora quello che noi vogliamo lanciare come messaggio è che le pubbliche amministrazioni, i comuni, la sanità dovrebbero provvedere almeno a 2 o 3 questioni. Uno, rendere l'accesso decisamente più semplice di quanto non lo sia oggi. Oggi anche per chi ne ha le competenze diventa complicato approcciarsi a questo. E dall'altro anche pensare al grande tema dell'alfabetizzazione o comunque dell'aiuto alle persone su queste questioni. Dalle analisi che abbiamo, anche gli ultimi investimenti sono investimenti che alla fine riusciranno a dare una risposta al 10% delle persone che ne hanno effettivamente bisogno. Siamo sempre al punto iniziale, e cioè in Italia da questo punto di vista siamo estremamente arretrati. La pubblica amministrazione non sempre ha le capacità e le competenze per fare queste cose, ma soprattutto deve anche pensare che anche su questo vanno fatti investimenti. Altra cosa importantissima è che voi nella contrattazione con le pubbliche amministrazioni, contrattazione sociale, cercherete di portare questo problema. Noi lo portiamo già come tema alle amministrazioni e quindi stiamo chiedendo alle amministrazioni di dare delle risposte ai propri cittadini, perché per noi è un dato fondamentale, altrimenti si negano i diritti di cittadinanza. Grazie Ugo Aggiollo, grazie allo SPCGIL del Veneto, grazie a voi di averci seguito, a presto.